Francesco Petrarca soggiornò a lungo anche a Venezia, intessendo rapporti con almeno 3 dogi: Andrea Dandolo, Lorenzo Celsi, del quale descrisse in una lettera la festa cavalleresca con spezzare di lance indetta per la riconquista di Candia, e Marin Falier, giustiziato per aver cercato di trasformare la Repubblica in una signoria. Proprio su Falier e sulla leggenda che lo volle scendere sul molo di San Marco ed entrare a Palazzo Ducale transitando tra le 2 colonne di Marco e Todaro, gesto sfortunato poiché vi veniva montato il patibolo, il poeta scrisse in un'altra missiva che il doge si era presentato sinistro pede palastium ingressus, presagi di quanto sarebbe accaduto di lì a pochi mesi. Petrarca scrisse migliaia di lettere, pochissime però sono quelle salvatesi e ancor meno quelle autografe. Per questo è emozionante poter ammirare nella biblioteca del seminario vescovile di Padova la sua firma in una lettera diretta al medico padovano Giovanni Dondi dall'orologio. Si nota la sua calligrafia minuta e naturalmente il suo nome, in uno scritto nel quale si lancia in una invettiva contro i medici, non i signori di Firenze, proprio i dottori, e non quelli ottimi, tuttavia, sebbene siano rarissimi, come si affretta a precisare, ma quelli deliranti, come quello che aveva in cura Papa Clemente VI e che evidentemente non lo stava curando bene. Petrarca firma questa missiva il 13 luglio 1370. Ma torniamo a Venezia. Il poeta ebbe in dono dalla serenissima Palazzo Molin, su riva degli Schiavoni, in cambio della sua ricca biblioteca di manoscritti e codici, nelle intenzioni di Petrarca il nucleo per una grande libreria pubblica. I suoi libri andarono dispersi, ma il secolo successivo, sul lascito del greco Bessarione, nacque la Biblioteca Marciana, un'altra visione profetica. Nel primo Rinascimento, le opere di Petrarca primeggiarono grazie al letterato Pietro Bembo, che le riportò in auge, e del grande stampatore Aldo Manuzio, che mise a punto il libro in formato 1/8. Indovinate un po' quale fu il primo tascabile della storia? Il Canzoniere del Petrarca, edito tra la fine del 400 e i primi del 500. Venezia e il poeta di Arquà continuavano a camminare assieme.